Si chiude a reti inviolate la gara di andata degli ottavi di finale di Coppa Italia Promozione tra l'Alcamo 1928 e l'Atletico Partinico, disputata allo stadio Lelio Catella. Un match condizionato dalle difficili condizioni del terreno di gioco. Il campo in terra battuta, reso pesante e scivoloso dalla pioggia caduta nelle ore precedenti, ha influito non poco sullo sviluppo della manovra di entrambe le squadre. L'approccio alla gara è decisamente favorevole all'Atletico Partinico, guidato dall'alcamese Vincenzo Dragna. I biancoverdi prendono subito in mano il pallino del gioco, mentre l'Alcamo 1928 sceglie un atteggiamento più prudente, attento a chiudere tutti gli spazi per poi partire in contropiede. Al 10° minuto arriva la prima vera occasione del match. Il numero 9 York raccoglie la palla al limite dell'area e lascia partire un sinistro potente che sfiora il palo alla destra del portiere bianconero Misseri. 2 minuti più tardi ancora ospiti pericolosi, con una conclusione dalla distanza nata da un'uscita non perfetta dello stesso Misseri, che però nell'occasione protesta per un presunto fallo subito. Al 40° gli ospiti ci provano ancora da fuori area, ma il pallone termina di poco a lato. La ripresa è più vivace e il copione all'inizio non cambia. Ancora l'Atletico Partinico a fare la partita. All'8° minuto York si presenta ancora a tu per tu con Misseri e calcia a botta sicura, ma il numero 1 alcamese compie un autentico miracolo con la parata distinto da pochi metri. Un intervento che però non viene celebrato come meriterebbe, perché l'azione viene successivamente annullata per posizione di fuorigioco. 2 minuti più tardi i bianconeri reclamano un possibile tocco di mano del numero 21 Prestigiacomo, ma per l'arbitro è solo calcio d'angolo. La svolta per l'Alcamo arriva al 18° con il rientro in campo di Kevin Lentini, bomber bianconero assente da circa 3 mesi. Con il suo ingresso infatti il baricentro dei padroni di casa si alza sensibilmente. L'Alcamo tiene più il possesso palla e prova a costruire trame offensive più incisive. Al 31° è proprio Lentini a sfiorare il vantaggio. Servito in profondità da Pulizzi, si presenta solo davanti al portiere partinicese e tenta il pallonetto, ma il pallone si stampa clamorosamente sulla traversa. Al 38° ancora Lentini protagonista, conclusione potente dall'interno dell'area di rigore deviata da un difensore partinicese in calcio d'angolo. Al 44° è l'Alcamo a reclamare un calcio di rigore per un presunto fallo del numero 6 partinicese su Federico Lo Monaco, ma anche in questo caso l'arbitro lascia proseguire. Gli ultimi minuti sono caratterizzati da nervosismo, falli e proteste che culminano con l'espulsione del numero 15 del Partinico, Drago. Il match si chiude così sullo 0-0, un risultato che lascia tutto aperto in vista della gara di ritorno, dove le sue squadre si giocheranno l'accesso ai quarti di finale.